signori. Signore e signori, buonasera! Buonasera da Giuliano, per la prima volta qui a Jesolo a presentare una grande serata di moda, una grande serata da offrire a questo grande pubblico di turisti. Signori, buonasera! Elisabetta, con un vestito a dir poco meraviglioso. Buonasera, guarda, Veramente godere la moda, creazioni fatte da ragazzi giovani che un domani saranno le grandi firme delle griffe italiane. Popcorn si trova in via Risorgimento 11 a San Donà di Piave. Questa sera vedremo sfilare... Probabilmente non arrivano a un anno forse, chi lo sa, dobbiamo imparare da Hai questi visto, modelli. guarda che temerari, bravissimi! Io invito qui quindi su questo bellissimo palco i nostri primi ospiti di Tutti i questa bambini serata. così salutate, e vi ricordo sempre che Popcorn by Elisa si trova in via Risorgimento 11 a San Donà di Piave. Le due cose che contraddistinguono Elisa e il suo lavoro, la passione per i bambini e per la moda. Grazie Elisa, grazie mille. Dammi l'anima. Ladies and gentlemen, Luigino Dalla Mora. Ti sei chiusa dietro gli occhi per paura e dei tuoi sensi appena dammi l'anima, devi darmi l'anima che ti vergogni a raccontare piano, sì piano, e lasciati guardare, non puoi fermare l'uragano che sta arrivando dal mare più. Le nostre modelle brevissime. E viva la piazza Riuato insieme a voi. E devi darmi l'anima. Benvenuto su questo palco Luigino, vieni qui in mezzo a noi. Goditi ancora questo applauso di questo bellissimo Grazie. pubblico. Bellissimo, bello. Dimmi qual è il prossimo impegno allora. Siamo qua al 28, Festa dell'Anguria, sempre qua in questa piazza. Sempre in questa piazza. Bene, E allora segnatelo. Bene, Tu, bravo Luigino. con altri Grazie. cantanti comincia a entrare un po' la voglia di vedere anche qualche modella probabilmente. Sì. Ma un passo alla volta, un Bravo, passo alla volta. bravo. La serata sarà un crescendo di magia e di bellezza anche, lasciamelo dire. Io ero nel backstage e ho visto veramente tanta bellezza. Sono ragazze giovani ma che già
promettono molto bene per un futuro, qualcosa, una chicca da farvi vedere per poter iniziare, perché un decoro importantissimo di un palco, di un evento, sono sicuramente quelli che vedete davanti a voi, sono dei fiori. I fiori sono simbolo veramente di eleganza e danno quel tocco di creatività e di magia ad ogni questo red carpet a Fioreria Noi Due. E per noi sfileranno adesso Naike, Maria Vittoria ed Angela. Che meraviglia! Sono emozionante, Giuliano. Eh sì, e io vorrei dire che la Fioreria Noi Due comunque non finisce qui, perché dopo ci farà vedere altre composizioni. Allora, signori e signori, lasciamo non la parola ma la passerella. E a voi un grande applauso per Luna Cortese.
vostri sogni di moda. Ponte Crepaldo di Eraclea in piazza San Giovanni Bosco 18, giusto? Vi assicuro che i Sì. sogni li realizza. Le 3 piccole modelle, sempre per la fioreria Noi Due di Giuliana. Eh sì, la fioreria mi ricordo che è qui di Jesolo Lido, in via Levantina 140. Giuliana, che prima ci ha presentato 3 composizioni meravigliose, ci ne presenterà altre 3, ma accompagnerà poi tutta la serata ovviamente. Proseguiamo perché adesso ne entriamo proprio nel clou, perché vedremo proprio delle giovani allieve di questa scuola, vedremo il loro talento, le vedremo sfilare e che cosa hanno fatto in tutti questi anni di scuola. La serata, abbiamo detto, è riflessi di moda. Riflessi di moda vuol dire tante cose, vuol dire riflessi di un lavoro sartoriale, di un lavoro fatto spesso dietro le quinte, con tanto sacrificio, con tanti mesi di lavoro, perché prima di tutto per poter portare su questo palco queste meravigliose creature, queste composizioni, c'è dietro qualcuno che le ha pensate, che le ha disegnate e che poi a mano le ha realizzate. Infatti, partendo da queste considerazioni e osservando un'immagine della storia del costume, è sorta l'ispirazione della classe quinta D, che appunto presenta Ispirazioni del 1400. Un applauso a queste ragazze e ragazzi.
quanti anni avete? 19. No. 2 diciannovenni e 2 diciottenni, guardate che appena diplomatico nel Made in Italy, Made in Venice, guarda che bellezza, proprio un quadro del 1400 bellissimo. Ovviamente ringraziamo l'Istituto d'Alessi di Portogruaro che li ha fatti studiare, quella che è la vostra passione. Toglietemi una curiosità, li avete disegnati e fatti voi? Sì, sono ispirazioni d'epoca ma completamente rivisitate, disegnate e realizzate. Bravi, non ho parole per essere giovanissimi, siete veramente bravi, sicuramente avrete un futuro, perché sono rimasta senza parole, complimenti. Allora, questi potremo pensarci per quando avremo anche qualche festa in maschera del veneziano, vero? Beh, ma sì, poi sì. ci faranno vedere qualcos'altro i ragazzi. Proprio ispirazione veneziana, bravi, veramente complimenti, grazie mille, ci vediamo dopo. E che entrino le ragazze di Arte e Follia. Sappiamo dove si trova questo salone, si trova in via Piave Vecchio, a Jesolo Centro, la strada che costeggia il Sele. Adesso sfilano per noi Elena e Samantha con appunto i kimono di Cupelli. Guarda i colori del mare, le conchiglie, è una composizione meravigliosa. Infatti penso proprio che Cupelli ha voluto ispirarsi al mare, visto che siamo in questa bellissima piazza e a Jesolo.
io sono distratto anche da questi short, da queste gambe bellissime di queste ragazze, complimenti, Non avevo dubbi, Giuliano. vabbè, quando ci vuole, Guarda, bellissimo, meraviglioso. Ma guarda come proprio sembra che le onde del mare con i pesci sopra. Bellissime, bellissime. Io volevo dire a Veronica che ho già la coda di persone che vogliono prenotare un appuntamento domani, sono qui, anche chi ha pochi capelli ha detto io ci devo andare, se fa questi miracoli proviamoli, no? Certo, guarda che meraviglia, bellissime queste ragazze, veramente. E allora, ladies and gentlemen, the boys and girls of Istituto Da Vinci D'Alessi. Con British Collection.
ragazzi di terza, quarta e quinta dell'Istituto d'Alessi di Portogruaro. Ho sentito anche un caloroso applauso, quindi siamo contenti perché è piaciuto, perché il lavoro dietro le quinte anche a scuola è stato tanto. Anche con noi Veronica Pardo E ovviamente i parchieri di Arte e Follia. E un applauso forte da questa piazza di Jesolo, queste ragazze che hanno fatto vedere in tempo neanche 10 minuti e 2 acconciature meravigliose. Guardate la bellezza di queste modelle, ma guardate anche queste acconciature decorate con qualcosa di prezioso, qualcosa che ricorda il mare, queste stelle marine, non lo so. Certo è che Jesolo, la bellezza di Jesolo e la bellezza di queste acconciature non potevano che essere veramente il miglior tocco per questa meravigliosa serata Riflessi di Moda. Connection, the graduation!
Graduation, la collezione... Prego, prego, accomodatevi perché mi sembra giusto che dopo 5 anni di studio, di duro sacrificio, mi sembra giusto ringraziare i genitori che li hanno seguiti per 5 anni e tutti quanti gli insegnanti. Io volevo dire al pubblico di non preoccuparsi perché questa è la benedizione che arriva dall'alto per questi ragazzi che ovviamente hanno raggiunto il 5º anno, si sono diplomati e quindi con questa benedizione finale sono pronti a spiccare il volo e a fare grande successo, ma soprattutto a portare il Made in Italy sempre in tutto il mondo. E con Veronica sfila in questo momento niente po' di meno che Miss Mamma d'Italia 2017, qui con noi. Di Ascia! Le onde del mare sono un movimento irregolare della superficie marina. Esercitano su di noi un grande fascino, ci auguriamo che sia stato altrettanto con le nostre creazioni. E noi le ringraziamo perché sono imperterriti anche sotto queste gocce di pioggia. Assolutamente, se una parrucchiera è capace di fare una conciatura anche sotto la pioggia, signori, questo è solo talento, Ma vero talento, Veronica si è girata a guardarci perché è vero. Perché allora... Stava dicendo ma cosa mi state facendo fare, però vedo che è quasi pronta e io ringrazio
Adesso che Io c'è la ringrazio pioggia, Jesolo nel frattempo, che è così calorosa, rimasta presente. Qua si vede che le nuvole non fanno paura a Jesolo. No, Se già appena c'è la nuvola ci mettiamo subito le mani nei capelli, qua si sa che dopo la pioggia torna il sole. torna il sole. Guarda che quadro che abbiamo. Io mi rosso. defilo un attimo perché voglio farle vedere in tutto il loro splendore. E allora, cosa dice Elisabetta? Chiamiamo qui sul palco le nostre autorità? Le autorità. No, aspettiamo un attimo. Pensavo ok, allora No, adesso salutiamo queste bravissime e bellissime ragazze che hanno finito la terza, vero se non erro? Hanno ancora 2 anni di studio ma promettono bene perché hanno dei vestiti stupendi. Genitori, siete orgogliosi, fate un grandissimo applauso alle vostre figlie. Bravi! Noi vi salutiamo, brave e alla prossima sfilata. Grazie per essere stati con noi anche con la pioggia. Grazie mille, grazie. E io vorrei dire anche un bravi ai docenti che sono stati dietro le quinte fino ad adesso, con le palpitazioni per questi ragazzi che hanno cresciuto però. Allora, Giorgio Andreuzza, un piccolo saluto a questa città di Jesolo così calorosa nonostante il tempo. Saluto la città di Jesolo che ha ospitato questa bellissima serata. Devo dire che ha ospitato anche un'eccellenza del territorio, perché avere un istituto nella nostra zona è Portogruaro più vicino, che prepara delle giovani ragazze che sono dei talenti, portare il Made in Italy a livello internazionale è una cosa straordinaria. Io voglio ringraziare i genitori in particolare, perché quei genitori che si accorgono che i propri figli hanno un talento da sviluppare, non gli tappano le ali, danno a loro un dono fantastico a loro e a tutto il paese. Per cui a voi va un grazie appunto agli insegnanti che fanno un grandissimo lavoro e poi un applauso a queste ragazze che veramente ho visto ci hanno messo una creatività, una personalità bellissima e in questo caso da onorevole il mio auspicio è che queste ragazze con il loro talento, il patrimonio che creano possano rimanere a lavorare nel nostro paese, per cui il nostro impegno sarà anche quello perché abbiamo proprio questi geni che se ne vanno, il Made in Italy è qui, abbiamo delle ragazze e dei ragazzi talentuosi che possono da qui lavorare per tutto il mondo portando le nostre eccellenze. Certamente abbiamo... Allora il saluto del vice sindaco di Jesolo a questa bellissima serata. Buonasera davvero a tutti. Vi ringrazio di aver scelto di venire qui questa sera, in questa zona che è conosciuta qui a Jesolo come zona della Pineta, che non è una zona marginale anche se geograficamente è a una delle estremità del Lido, ma come avete capito è una zona ben viva, che ha tutti i motivi e tutte le ragioni per essere al centro delle nostre attenzioni e questa sera è stata davvero impreziosita dalla presenza di scuola, come diceva bene anche l'onorevole, delle famiglie, quindi di genitori e in questo caso anche di una città, di una comunità che ha partecipato nonostante quello spruzzo di pioggia che ha rinfrescato un po' anche l'atmosfera bella calda di questo ambiente. Ecco, sono le componenti davvero essenziali perché quel Made in Italy che si diceva sia anche made nella nostra creatività locale e quando uso il termine locale non lo uso in termine dispregiativo ma in termini davvero di valorizzazione della creatività che alberga in tutte le nostre città, in tutti i nostri paesi, in tutte le nostre contrade. Quindi davvero grazie della presenza, ringrazio anch'io l'onorevole che ha partecipato a questa sera, ringrazio voi. Grazie a voi assieme alla scuola e alle ragazze. Grazie mille, grazie mille, grazie. Grazie al vice sindaco di Jesolo Roberto Rugor. Abbiamo il presidente del comitato Villaggio Pineta, signor Paolo Campardo. Prego signor Paolo, venga qua vicino a me. Com'è andata questa serata? Una serata magnifica, io non voglio dilungarmi, non dire tante parole, io ringrazio tutti, dal primo all'ultimo che hanno partecipato a questa serata. E grazie ai collaboratori del Comitato Villaggio Pineta perché
che questa sfilata di moda è stata programmata e voluta dal Villaggio Pineta Comitato. Quindi grazie a tutti voi che avete detto. Grazie. Bravi, bravi. Un Ed ora- ultimo forte applauso a questi ragazzi. Sì, vai, di quinta, poi bravissimi. Ed ora passiamo con le ragazze che hanno sfilato con abiti dei ragazzi di quinta, sono ex allieve. Chiamerei Emanuela Bidoli, che è un'ex alunna, Silvia Serra, Arianna Menegotti, Zago Giada, Michela Bonaldo, Samantha Ferrari ed Aurora Uliana. Quindi queste sono Ex allieve che hanno sfilato per sono noi. prestate. Sì, potete Sì, premiare. prego. Le abbiamo chiamate tutte assieme perché sono ex, ma questo vuol dire che l'attaccamento alla scuola comunque resta sempre, dove si sono passati belli anni, dove si è imparato un mestiere. Sì. Arriva. Assolutamente. Sì, queste sono tutte modelle che hanno appunto indossato vestiti fatti dai stilisti della scuola. Grazie per aver partecipato a questa serata. Grazie ragazze. Adesso, se non erro, mi sembra che tutte le ragazze della scuola devono venire sul palco. Li invitiamo tutti qui. Sì, tutti qui dovrebbero venire. Noi Magari noi ci spostiamo un po' più in avanti, così facciamo spazio anche dietro di intanto noi. noi vi salutiamo. Venite qui davanti. Beh, certo, assolutamente sì. Il signor Paolo. Signor Paolo Campardo. Eccolo qua in mezzo a noi per concludere questa serata. Perché questa è la mia spiaggia. Rivelo un segreto, io entro di qua e questa è la mia spiaggia. Per cui grazie al comitato, facciamolo perché tutti questi eventi ovviamente hanno dietro le quinte persone che lavorano adesso nel tempo per preparare. Grazie. Allora noi Questa piazza di Rivo Alta che ci ha tanto divertito stasera. Certo. Allora noi, le ragazze devono rimanere qua o devono andare sulla passerella? Le ragazze, prego, sulla passerella. Noi li lasciamo Prego, anche. prego. Disponetevi. Voi spalla sapete con dove spalla. dovete mettervi perché Prego. era stato tutto studiato, quindi la passerella andrà tutta occupata da voi, in modo che vi possano vedere da vicino per questa ultima passerella. Dopo rimanete fermi lì. Non Andate- dovete muovervi dalla passerella, come delle statue, in modo che vi possiamo adorare, vi possiamo vedere, guardare questi abiti meravigliosi. Allora, nel frattempo, prima del finale, io e Giuliano ringraziamo il Comitato Villaggio Pineta per questa grande opportunità che ci ha dato per essere una piazza così bella, per essere per la prima volta presenti come speaker a È stato Jesolo. emozionante, è stato bello, e ringrazio anch'io Paolo Campardo, tutto il comitato ovviamente Certo. organizzativo, ringrazio le autorità che si sono ovviamente presentate questa sera, che sono venute a sostenere questi ragazzi, sono venuti Certamente. a vedere credo una bella serata in compagnia di questo pubblico caloroso che non ha voglia di andare a casa, che si sta divertendo, è sabato sera, si sta bene qui a Jesolo. Freschetto, e quindi poi dobbiamo salutare tutti. Ma noi vi salutiamo, sarà un saluto Signori, ma non è un addio, questo no, penso soltanto sarà un saluto, sicuramente un un arrivederci per Signori e Elisabetta. signori, da parte di Elisabetta e di Giuliano vi ringraziamo di cuore, ringraziamo tutti gli ospiti, ringraziamo soprattutto il Presidente per averci voluto questa serata e grazie di cuore. E vi auguriamo una buona notte! E buona estate!